Fermenti politici nonostante il caldo e le ferie di agosto. Alle prossime amministrative di Porto Empedocle, Forza Italia sceglie l'ex assessore provinciale Calogero Martello. Il coordinamento cittadino di Forza Italia di Porto Empedocle, a seguito di una serie di incontri sul territorio e con alcuni candidati a sindaco, finalizzati a individuare un sindaco che rappresenti un punto di equilibrio da offrire alla città per meglio rappresentare le istanze dei cittadini e per riparare le lacerazioni di 5 anni di malgoverno, ha per l'appunto individuato unanimemente nel dottore Calogero Martello una figura di serietà e competenza che possa assicurare a Porto Empedocle un periodo di ripresa e programmazione rivolto al futuro. Intanto a Favara il presidente della Fondazione Italiani in Europa, professor Giuseppe Arnone, aderisce a Fratelli d'Italia. Ad ufficializzarlo è lo stesso Giuseppe Arnone nel corso di una conferenza stampa indetta per lunedì 9 agosto alle 10:30 presso la sede del Consorzio Universitario a Favara. Arnone spiegherà le ragioni dell'adesione al partito di Giorgia Meloni. Ex assessore provinciale, già vice sindaco di Licata, Giuseppe Arnone è stato candidato in Forza Italia nella lista del centrodestra alle elezioni politiche del 2018 nel Collegio Europa, nonché componente del coordinamento Europa del partito di Silvio Berlusconi. All'evento interverranno il commissario provinciale di Fratelli d'Italia Calogero Pisano, il portavoce del partito a Favara Adriano Barba e il presidente del locale circolo territoriale Antonio Moscato. Intanto anche Giovanni Di Maida, dopo tanti anni di militanza nel partito di Berlusconi, lascia la formazione politica. Di Maida, attuale vicepresidente del Consorzio Universitario di Agrigento, anche lui annuncerà in una conferenza stampa i motivi della sua scelta verso il partito della Meloni, che vede in Calogero Pisano il suo leader nella nostra provincia. E in tema di candidature si è fatto un gran parlare di una possibile scesa in campo dell'attuale vicepresidente dell'ARS, l'onorevole agrigentino Roberto Di Mauro, come presidente della regione alle prossime elezioni. Si parla tanto di una sua candidatura a presidente della regione alle prossime elezioni, cosa c'è di vero? Ma di vero non c'è niente, anche perché c'è un candidato uscente al quale bisogna spiegare che ovviamente in quest'ultimo periodo deve intensificare la sua attività. Se lui riuscirà a fare questo e lo farà bene, non credo che ci potranno essere discussioni sulla sua ricandidatura.